Ed eccoci rientrati in studio con Di Sabato Pomeriggio e andiamo subito con la sigla del mio emigrante. Lui arriva dall'Argentina, precisamente da Buenos Aires, ma non proprio, e adesso ve lo spieghiamo da dove arriva. È un cantautore, un milonghero, come piace definirsi. Charlie Albert. Sì, Ma sai che l'applauso qui non c'è, perché come hai visto dopo che c'è stato il contest c'è stato, come si dice a Napoli, ufui fui. Però l'applauso di cuore te lo faccio io. Lo senti perché sai che da un po' che ero sulle tue tracce e ci siamo proprio detti più volte che questo Charlie era proprio nato perché tu stavi in un gruppo di, diciamo, americani, sì, e poi dopo questa R è volata. Per forza doveva essere un nome. Oh no, perché poi il tuo vero nome, quello reale, è Alberto José Beccacece. Quindi tu hai origini italiane. De Macerata. I nonni tutti italiani? Sì, tutti italiani. Mio nonno era di Macerata e mio nonno di Porto San Giorgio. Che dopo tanti anni io sono potuto andare adesso, questo anno, a vedere. Sei andato, non eri mai stato? Non ero mai stato. Quando sono andati i tuoi nonni lì? In che anni? Io penso che il nonno all'inizio, o fine dell'Ottocento o all'inizio del Novecento. Quindi diciamo proprio la classica valigia di cartone, sì, come si faceva una volta. Una cosa curiosa, mio nonno era arrivato, io pensavo che era solo, poco tempo fa l'ho saputo questo, e invece è venuto con suo fratello. Di solito succedeva alle cugini, fratelli. Della nave, sono andato per il lavoro perché la gente lo venivano a prendere, uno è uscito da una parte che non si sa e l'altro da un'altra, non si sono rincontrati mai più. Mai più. Si sono persi. Poi io questo nonno non l'ho conosciuto, la nonna invece sì. Cioè pensate che cosa accadeva. Una cosa del terrore. Senza, perché ovviamente adesso sembra facile, sembra assurdo che uno si possa perdere, no? Pensa che in Argentina è così grande, più grande dell'Europa, certo. Figurati uno che se va al sud, un altro che va al nord, è finita. Allora tu sei di Bahia Blanca. Di Bahia Blanca. Che è tra la Pampa e la Patagonia. Sì, sempre nella provincia di Buenos Aires. E sto a 680-700 chilometri. È incredibile. È una provincia, è come stare nel Lazio. Pensa un po'. Quindi quando noi diciamo che Roma è grande, tu sai di che cosa stiamo parlando, perché Roma oggettivamente è una città immensa. 700 chilometri e sei sempre nella provincia. Quando hai deciso di venire in Italia e perché? No, io sono venuto per la musica. Ero già da piccolino, anzi. Perché tu da piccolo ti dicevano che comunque a te piaceva suonare e a te piaceva fare il folklore, come mi hai spiegato. Ho iniziato con il folklore. C'è qualcuno che mi ha detto che era un po' bravino sulla musica moderna e mi ha contrattato, voleva che andassi con lui a Palma de Mallorca in Spagna. Ma questo molto dopo, però io voglio vedere subito una foto, perché io ho 2 o 3 foto tue. Un paio lo sai che foto sono, perché me le hai date tu. Qualcuna invece l'ho cercata, ti farò la sorpresa, perché tu sei stato un po' avaro, diciamo, del darmi le foto. Questa che foto è? Questa è, questo non mi ricordo perché ero troppo piccolino. L'importante è che sei tu sul cavallo, può essere chiunque. Me l'ho portato per tanti anni, fino a 14-15 anni io andavo a cavallo. Dopodiché viene questa storia che ti stavo per raccontare. Subito sono stato nella natura. Subito, andiamo con l'altra foto, quella successiva a questa. E questa con mia mamma. Stupende queste foto, bianche e nere hanno una... Fantastico. Che effetto fa rivedere queste foto? Per me è la prima volta che io sto in un programma televisivo, grazie, e che si parla un pochino della mia storia vera. È bellissimo vedere quello. Perché poi alla fine uno conosce un personaggio, poi andiamo mano a mano, ci arriviamo, magari i più non sanno chi sei, nel senso che non ti conoscono perché, diciamo spesso, lo ripeterò all'infinito, purtroppo spesso poi nei canali, quelli istituzionali, si dà sempre voce alle solite persone ed è difficile in qualche modo girare, bene, anche se tu hai un passato che io ho scoperto che tu non mi avevi detto, ma io sono andata a indagare nelle tue cose. Andiamo con un'altra foto.
Che foto è questa? Ah, questa è una sorpresa. Bueno, questo era il primo gruppo. È una sorpresa. Ecco, Una sorpresa. Una sorpresa. Cioè. È il primo gruppo che siamo venuti in Europa con questo gruppo. Dove siete andati 18 precisamente? A Palma de Mallorca. Che questa è una storia anche interessantissima. Quindi tu parti dal tuo paese, diciamo, comunque ti piaceva suonare, ti dicono, qualcuno ti mette sotto contratto. Sì, di fare musica moderna, chiaramente rock, tu non pop. avevi in famiglia persone che suonavano, No, non a livello, diciamo, no, professionale, quindi è stata proprio una tua passione. E questo è curioso sempre che lo vedo, perché praticamente è venuto una... Tu sei bravo. Mi hai fatto fare un lavoro, guarda, ma un lavorone, perché ho detto mandami le foto, ma niente, ho scavato come una dannata. Tu dovresti suonare musica moderna, mi dice. Allora mi dice, andiamo a Palma de Mallorca per 6 mesi. Io non avevo 18 anni e allora questo contratto non esisteva e i miei genitori, questo bisogna dirlo, quanto amore, perché io avevo meno di 18 anni. Tu sei andato via, infatti lo stavo dicendo, unico figlio, sei andato via prima di 18 anni. Sì, con autorizzazione a quello che era più maggiorenne, e questo contratto non c'era. Quindi siamo passati lì 1 o 2 mesi in pericolo. Quindi in realtà ti hanno preso un po' come con l'inganno, come succede anche a volte qui. Una storia che non si è potuto mai chiarire bene, perché sicuramente le hanno proposto a questa persona, ma poi il contratto non c'era. Però è stata la fortuna, perché... Nella difficoltà forse si acuisce l'ingegno? Guarda, erano 2 gruppi che poi abbiamo scoperto nella nave. Noi ci siamo conosciuti nella nave, provavamo lì. Queste arrivavano e avevano il contratto, hanno fatto questo contratto, però le è andato non molto bene, poverino. Era un gruppo molto bello, bravo, però sono arrivati in Spagna con un repertorio che non c'entrava niente. Noi invece siamo stati 1 o 2 mesi a pane e acqua, però ci hanno aiutato e abbiamo fatto un repertorio giusto per la Spagna e siamo partiti. E poi arrivi in Italia tu mi hai detto che quando sei arrivato in Italia, in realtà, affascinato dal Piper, sei arrivato per... Tu hai scoperto tutte queste cose. Che so fare qua? I titoli in inglese non li so pronunciare, però tutto il resto lo so fare. Dunque, tu arrivi al Piper, ti innamori del Piper, ma il Piper si innamora di te. E in qualche modo poi l'Italia ti regala anche altre cose. Andiamo con questa foto che forse in questo momento c'entra poco, ma io ci devo arrivare. Chi è questo gioiello? Questa è mia figlia. Dove nasce tua figlia? Mia figlia nasce in Argentina. In che periodo? Non perché 40 anni fa. 40 anni fa, diciamo, è grande oramai tua figlia. E come si chiama? Florenzia. Florenzia. Ho 2 figlie, poi ce n'è un'altra. Io purtroppo Marisa e Florenzia. Ne ho trovato una sola, però, sempre perché tu sei stato un po' avaro. Però tu in Italia, in realtà, quello che dicevo, i passaggi televisivi, istituzionali sono difficili, eccetera, però tu hai avuto un passato anche nelle reti istituzionali, addirittura c'è un grande... della musica e non solo, che ti voleva molto bene. Andiamo con una foto e poi mi dici se è vero. Ma guarda un po'. Non me lo hai detto questo. Non te lo potevo dire. Questo è Gianni Minà. Gianni Minà, idealmente bravissimo, un applauso grande dallo studio, grandissimo personaggio, giornalista di capacità eccezionali. Lui parlava molto bene con me perché dava la coincidenza che lui aveva conosciuto Monzon, Maradona, tutti questi. Ma tu lo sai, c'è uno sportivi. sketch famosissimo di Massimo Troisi in cui racconta l'agenda di Minà, per dire che conosceva veramente tutti. Lui di te aveva grande stima. Io ho visto alcuni video che per ovvie ragioni non possiamo mandare, però in cui lui ti... Che bello! Hai visto che bel regalino che ti ho fatto? Sono contenta. Mi fai sentire una cosa, perché secondo me adesso tu adesso in questo momento c'hai la... Mi piacerebbe raccontartelo della milonga, praticamente. Me la vuoi raccontare e poi la vogliamo fare? Perché secondo me io in questo momento, lascia stare la milonga, ci arriviamo dopo, secondo me ti vedo talmente emozionato che secondo me può uscire qualcosa, no? Sì, come no, potrei fare, per esempio c'è una samba, e nel folklore c'è una samba. Proprio un accenno. Che parla dell'emigrante proprio, del nonno.
bahía de sal, la esperanza y la fe, mi esperanza y la fe. L'América pensó, tierra de bienestar, de ese barco bajó mio nonno y se puso a trabajar, a trabajar. Una tierra habitó a orillas del Napostá, Bahía la llamó y la aldea fue su hogar. Questo era mio nonno. Bravissimo, Grazie. tu hai detto tuo nonno, ma io ho un aneddoto di tuo nonno, c'è una frase di tua nonna. Sì. Tu dici che hai questa nonna che era bravissima a fare tutto e le chiedono ma lei non voleva fare qualcosa di importante, non le sarebbe piaciuto fare qualcosa di importante? E tua nonna risponde, ogni volta che iniziò a fare qualcosa di importante arrivava la felicità E mi mi distraeva. Ma guarda, c'è i brividi. Si le dicevano, certo che voglio fare qualcosa di importante, però ogni volta che iniziavo mi arrivava la felicità e mi distraeva. Tu hai detto, io il successo, quello vero, l'ho sfiorato, però mi fa paura. Sì, io Perché? diciamo che sono stato sempre un pochino introverso nelle cose, però mi fa paura perché mi fa perdere la libertà. Io ho tanti amici che conosco e a volte mi dicono ma tu sì che sai avuto vivere. Dico, perché voi state alla grande dappertutto? Perché noi stiamo Il successo è impegnativo. No, non c'hai tempo per te. Non c'hai tempo. tempo per te, stai 24 ore sul 24. Invece mi piace questa libertà. Io guarda, voglio parlare della milonga perché abbiamo detto di tutto il tuo mondo, però volevo anche fare una piccola precisazione perché ogni volta che uno ti incontra in giro c'è qualcuno che dice ah, lui è quello della Macarena. Ah sì, no. Vogliamo chiarire giusto un attimo? Allora, io mi sono divertito molto perché forse è sfiorare il successo. Allora, la Macarena ha venduto 11 milioni di copie, sì. la versione, diciamo, quella istituzionale originale. Poi dopo nel tempo ci sono state tante versioni e tu hai avuto una collaborazione importante. Sì, in io una ho di queste... fatto la prima Macarena Esatto. dopo gli autori. Dopo gli autori. Però io non ho voluto dare le immagini. Ovviamente, e allora sono andati avanti altre persone, Los Tres Amigos, sì. Tu pensa che l'ho fatto nel 92, e ha funzionato per un'estate, però pochissimo, ed è morta lì. E nel 95 io stavo a Ischia che dovevo fare una serata e mi stavo facendo la barba così e sento la Macarena e dico ma quello mi sembra che dopo 4 anni vedo che fanno con le mani. È un grandissimo successo. E poi io ho come ospite 2 o 3 volte, però... Io volevo parlare della tua milonga e di questo tuo essere milonghero, come dicevamo prima, ma mi permetti di mandare un video in cui ti si vede in un certo modo e poi ne parliamo? Posso? Come no, certo. Ho l'autorizzazione. Tutto qua è una sorpresa. Per me è una sorpresa. Io penso... Grazie. Brava, Volver. bravissima. Guarda. Y lágrimas del alma en el adiós. Y tu voz cruza la tarde, amor, se rompe la quietud del boulevard. No temas, nada me podrá pasar. En
en las islas donde iré al sur cuando las armas truenen a mi alrededor. Jamás tocará mi corazón, jamás, porque se quedó con vos en la vieja estación, mi talismán, mi escudo de amor, cantando volveré, cantando volveré. Del boulevard, no temas, nada me podrá pasar. En las islas donde iré al sur, cuando las armas truenen a mi alrededor, jamás tocará mi corazón, jamás, porque se quedó con vos en la vieja estación, mi talismán, mi escudo de amor, cantando volveré, cantando volveré, cantando volveré, volveré. Volveré cantando, sí que volveré. E la milonga è una filosofia di vita, è un trasmettere dei racconti, è un po' il teatro, quello che noi chiamiamo teatro canzone, ma è oltre, perché oltre. Ci siamo già detti noi insomma in privato, ma chiaramente è una musica che amo molto, in qualche modo mi accompagna, e lo sapevo già che comunque questa musica viene anche in qualche modo suonata nelle transumanze, no? Mentre gli animali attraversano quello che qua si chiama anche il tratturo, no? Sì. Questa strada, questi luoghi attraversano, e il pastore, chiamiamo così, il gaucho. Il gaucho, il nostro pastore, si ferma e si mette comunque a raccontare. Lui direbbe, lui si presenterebbe così. Come si presenterebbe? Vediamo. Direbbe: dove mi tolgo il cappello, dove abita la donna che ancora non ho amato, dove qualcuno ha scritto un poema che non ho mai letto o una canzone che non ho mai ascoltata, da lì io vengo, dove ho voglia di cantare, dove lei sogna, dove qualcuno ride, dove la libertà è tanto naturale quanto il vento e la vita è quello che dovrebbe essere, una festa, da lì io vengo. Il gaucho. Sopra di me è il mio cappello, sotto di me è il mio cavallo.
questa è la milonga. Vengo dal Sud America e camminando porto questo vento fresco del sud. Aria fresca che entra nella mia memoria per poter sognare che la vita è una festa se uno fa quello che ama. E se questa milonga arriverà a voi, sarà sapore pelle della mia voce. Sono io quel signore che camminando va e brucia col suo cuore la legna che raccoglie il suo cammino. Aquí me pongo a cantar al compás de mi guitarra y al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Non so se vi piacerà questo mio modo di cantare, anche se vi sembro triste, tanta allegria ho dentro il cuore che se sprigiona nell'amore, amore grande, amore vero. Posso stare Ciao 2 ore. Albert, ma io posso, guarda, tu puoi stare delle ore, ma io 2 potrei ore. stare oltre, perché adesso riprenderei anche la situazione in mano, per me è difficile perché io la amo questa musica. Allora, questa è la tanto, milonga, la milonga tanto. campestre. E tu dici, io ho iniziato col folklore e sono tornato sì, in qualche sì, modo, sì. ho fatto un giro enorme anche Sì, di città, totalmente. di nazioni, di conoscenze, di persone, e sei ritornato in qualche modo a quello che facevi in maniera istintiva da ragazzo. Naturale. Adesso però con un po' di conoscenza in più. Sì, sì. No, volevo dirti con il fatto Sì. della milonga che oggi se uno dice vado a una milonga la gente pensa che va a ballare. La milonga nasce così, dai mandriani che portavano questi animali da un posto all'altro, si sedevano e chiacchieravano con la musica. Questa è la milonga. Dopodiché arriva il tango, che il tango anche fanno la milonga. Allora la passano a maggiore. Poi allora e questa diventa milonga. La differenza tanghiera. tra, come dicevamo, Sì, tra il tango e la milonga è maggiore e minore, Esatto. proprio perché quando è grave con la Esatto. voce più, insomma, un po' più Sì. vicina alla mia, No. sono Tu canti più molto la bene, io lo so. saudade. Io lo Siamo so che lì. tu canti bene. Qualche volta, guarda, organizziamo adesso perché siamo in questo blocco dell'immigrante, ma per più avanti, andando avanti più avanti con la trasmissione, mi farebbe piacere veramente portarti qui e fare qualcosa insieme. Noi abbiamo ancora un minutino. Tu mi devi dire cosa ti ha dato l'Italia. Bene, In un io minuto, però. sono più italiano adesso che argentino, anagraficamente ovviamente, però Italia io già mi sentivo in casa là, perché quando io andavo a scuola venivano tutti immigranti, andavamo in scuola con tutti amici, uno di una parte, italiani, Certo. spagnoli, un po' Era di già tutto. multietnico. Sì, io già conoscevo la cucina, tutto in Argentina è come stare qui. Ciali, il nostro tempo è finito. Spero di Mi averti hai fatto qualche, sì, però mi hai... qualche regalino, Sì. qualche ricordo. Grazie per Grazie, essere stato grazie, con noi. Noi ci grazie. vediamo subito dopo la pubblicità. A tra pochissimo. Grazie. Grazie mille, grazie a te, grazie. Veramente.